Ci dispiace scomodare sempre Totò, ma alla fine in molti pensano che andrà a finire così. L'operazione Fotored tra Viale delle Fosse e Viale Venezia sembra tanto una mossa dell'amministrazione per fare cassa. Ne sono convinti gli automobilisti che dal 2 gennaio, in caso di infrazione, verranno immortalati da 2 fotografie. C'erano altri incroci critici dove intervenire. L'incertezza quindi è tanta. Antonio Tognoni dell'Unione Consumatori Veneto ricorda che nei comuni dove è stato installato i ricorsi al giudice di pace vincenti sono stati tantissimi. Le 2 fotografie, anche se dimostrano che il passaggio è avvenuto con la luce rossa, possono tendenzialmente, io questo l'ho già detto anche al comandante dei vigili, potrebbero tendenzialmente portare a un contenzioso maggiore perché mettono, diciamo, in dubbio alcuni passaggi. È chiaro che invece un filmato sarebbe stato sicuramente migliore. Io lì però le scelte del comune non posso più di tanto intervenire, nel senso che le delibere erano già state fatte. Era meglio quindi utilizzare un'altra macchina come il Vistared.